La voce di Rovigo, che oggi è in diretta. Siamo con Federica Bosello, responsabile della comunicazione dell'autorità di sistema portuale Porti di Venezia e Chioggia, e qua in nome per conto del presidente Fulvio Lino Di Blasio, e per il diario Fantastico Veneto, per il quale ha partecipato anche i Porti di Venezia e Chioggia. E la decisione di partecipare a questo diario? Ma allora è un po' un sogno che si avvera, perché noi all'autorità portuale da anni lavoriamo con le scuole, però quest'anno abbiamo avuto un salto di qualità grazie a una collaborazione con il Comune e poi anche oggi con la Regione del Veneto. E allora entrare con il porto e la portualità nelle scuole fin da piccoli è proprio, diciamo, il punto di partenza migliore che si possa adottare per diffondere una nuova cultura. Di solito i bambini hanno questo sguardo molto aperto, si meravigliano di tutto quello che gli viene raccontato, e guardare con occhi puri, diciamo, a una realtà come il porto in un contesto che è quello della laguna che ospita questi due porti è veramente importante. Diciamo che è molto difficile conoscere la portualità, specialmente nel caso di Venezia, perché queste strutture e infrastrutture portuali sono collocate al di fuori del centro storico e anche lontane, ovviamente. Questo è positivo perché così, diciamo, la cittadinanza è più sicura, però d'altra parte non si vede la vita, i colori, diciamo, le storie dei portuali non sono note. Allora abbiamo prima pensato a uno strumento multimediale da portare nelle classi che si chiama Port Educational. Sono delle animazioni per bambini, il protagonista è un faro de Faris, cioè l'icona del porto in tutto il mondo. E adesso con questi diari riusciremo a accompagnare i bambini giorno per giorno nella loro vita quotidiana, vita scolastica, e ogni mese c'è una pillola che con il linguaggio dei bambini racconta che cos'è un porto, come funziona, chi ci lavora. L'abbiamo un po' raccontato come se fosse una scuola con due presidi, il preside autorità portuale che gestisce lo sviluppo e il preside ammiraglio della capitaneria di porto che invece si occupa della sicurezza. Quindi per noi è appunto un sogno che si avvera, riuscire a avvicinare i bambini e farlo attraverso uno sguardo completo, vicino ai musei civici, vicino al comune, vicino all'ASL ovviamente, Certo. Cioè tutte quelle istituzioni che magari i bambini conoscono già e le vedono come positive. Ecco, nel team ci siamo anche noi, quindi grazie a questa opportunità che veramente ci dà una nuova prospettiva. La ringrazio. Buongiorno, Luca Crepaldi, la voce di Rovigo, e che oggi è in diretta. Siamo con Marco Bobbo, responsabile area Sodexo, e Eliana Bugini, responsabile comunicazione Sodexo. Sono tra le partnership di questo diario Fantastico Veneto. La scelta di partecipare, da dove è scaturita? Questo è un progetto che ovviamente l'azienda ha gestito direttamente come sede direzionale a Milano, e quindi, diciamo, la parola va sicuramente a Eliana Bugini, che ha seguito il progetto sin dalla sua genesi. Grazie Marco. Allora, diciamo che l'adesione a questo tipo di progetto è stata abbastanza naturale. Partiamo dal presupposto che Sodexo è presente in modo abbastanza capillare sul territorio veneto per quanto riguarda la ristorazione scolastica, e quando ci hanno proposto di partecipare alla realizzazione della nuova edizione, appunto Venezia, ci sembrava molto coerente riuscire a dare un contributo, soprattutto rispetto al fatto che i temi principali erano natura, salute e benessere, e un aspetto chiave del benessere dei bambini è sicuramente una sana e corretta alimentazione. E diciamo che questa è stata l'opportunità per raccontare quello che è il nostro impegno, non solo nel fornire pasti corretti e bilanciati, ma anche nel sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza di una corretta alimentazione attraverso, in questo caso, 3 pagine dedicate proprio all'educazione alimentare. L'importanza dell'educazione alimentare è chiaramente si impara a scuola, si impara perché con le mense, io quando ero bambino andavo alla mensa, adesso le mense sono diverse ma sono sempre uguali perché poi si insegna così, e poi però immagino che l'impegno sia quello di far capire che poi in tutto il resto della giornata come sia importante alimentarsi, come sia importante mangiare in maniera sana, e questo credo sia uno degli obiettivi che avete rincorso con questo diario, insomma.
Sì, è esattamente così. Consideriamo che di fatto i bambini pranzano 5 volte alla settimana, poi i servizi, no, sono molti di più, ci sono le merende, le colazioni, gli spuntini, pranzi e cene, quindi l'importante è chiaramente lavorare sui menù, ma quelli sono già trattati, sono già bilanciati, sono seguiti e sono vidimati dalle ASL, ma creare questa cultura del cibo, di mettere sempre questi bambini nelle condizioni di essere anche curiosi nell'assaggiare, nel provare nuovi gusti. Abbiamo scritto per lavorare su tutti i sensi, eccetera eccetera. Questo è molto importante, e aggiungo che questo è un territorio, diciamo, non si può nascondere che non sia un territorio enogastronomico. Esatto, che si presta, diciamo, Questi per certi versi. sono le nuove piantine, i nuovi ragazzi saranno quelli che porteranno avanti anche la cultura e la tradizione gastronomica di questo paese. Farlo in maniera come dire, consapevole, di conoscenza anche di quello che si mangia, di quello della valorizzazione del territorio, dei prodotti, è importante sicuramente, insomma. E su questo contiamo. E diciamo che questo diario è un bellissimo strumento per ridurre il gap tra l'educazione e le attività che si iniziano a scuola e quello che poi si fa a casa. Si fa a casa, certo. Vi ringrazio. Grazie. Buongiorno, Luca Crepaldi, la voce di Rovigo, che oggi in diretta siamo qua a Mestre per la presentazione di Fantastico Veneto, il diario per i ragazzi, e siamo con Paolo Doggiao. Buongiorno Paolo. Buongiorno a voi. Ed è di BCC, banca della Marca, la banca, diciamo, della provincia di Treviso, ma è la banca, diciamo, del territorio, mettiamola così. Avete partecipato a questo progetto, qual è la sensazione? Allora, è da anni che collaboriamo in questo progetto del diario per i ragazzi delle scuole elementari, un diario che è importante soprattutto per i contenuti che cerchiamo di immettere all'interno attraverso piccoli aneddoti, piccoli giochi che devono far riflettere però su quelli che sono i valori importanti della vita. È un diario improntato sul riciclo, sul risparmio, e anche il risparmio è un tema che è molto caro alle banche. Le banche devono per prime, e soprattutto i crediti cooperativi, fare cultura al di là di quello che è la funzione tradizionale che viene data, una cultura che deve passare proprio anche attraverso il colloquio e l'incontro di questi piccoli cittadini. Quindi entrare nelle case e far capire ai bambini e che riportino anche ai loro genitori, alle loro famiglie è importante, perché si sa che assorbono molto i bambini ma poi trasmettono altrettanto. Certo. La funzione educativa, io dico sempre, ha due binari, dai grandi ai piccoli e dai piccoli ai grandi. Tante volte da genitore, questo lo dico, le attenzioni alle cose importanti della vita mi vengono proprio date dai miei figli, che mi portano anche a ragionare su temi importanti, e questo è probabilmente un motivo perché anche con questa iniziativa il concetto del valore venga trasferito all'interno effettivamente delle famiglie. La ringrazio. A voi. Grazie.